Cinta di fior, un giorno alla riva d'un fiume sedea la ninfa mia. Negli stessi fiumi è un progetto artistico che nasce in seno al mio dottorato di ricerca, che va ad indagare il rapporto tra testo poetico e musica nella forma del madrigale, quindi nella polifonia. Abbiamo realizzato questo progetto grazie ad una collaborazione tra Associazione Bacan, Veneto Barbaro e Opera Estate Festival Veneto, svolgendo un periodo di residenza artistica proprio qui nella Val Brenta, che è un luogo meraviglioso e magico che abbiamo vissuto in questi giorni di residenza. Abbiamo lavorato su 4 brani legati proprio al repertorio antico, nello specifico alcuni brani di Maddalena Casulana, Palestrina e Monteverdi, e poi su alcuni testi poetici scritti da me sulla valle abbiamo scritto della musica originale di stampo madrigalistico. Il lavoro di arrangiamento è stato molto ispirante, molto nuovo soprattutto perché non mi ero mai approcciato alla musica antica. E l'approccio per me è stato sostanzialmente di partire da un punto in comune, restando sempre legato al contesto delle parole, cioè del significato, quindi sostanzialmente non un arrangiamento uno a uno, ma partire da una fusione del mio linguaggio, che è prettamente jazzistico, con quello che mi dava il testo e la musica come ascoltatore. Il mio approccio compositivo a questo tipo di forma madrigale contemporanea è stato ispirato principalmente dal testo. Quindi, come una volta nell'antichità si utilizzavano i madrigalismi, ho cercato di replicarli nelle mie forme. Quindi, essendo chitarrista classico e avendo già assimilato nel mio percorso di studi la musica antica, mi sono trovato particolarmente a mio agio nel riuscire ad identificare i vari tipi di madrigalismi. E quindi ho cercato di costruire anche una sorta di cosa non, diciamo, filologica, quindi andando contro alle aspettative del purista madrigalista, quindi creando degli ossimori, ad esempio. La cosa che mi ha ispirato moltissimo è stato il gioco delle voci, quanto potessero interagire per far risaltare l'immagine evocativa appunto di questo elemento naturale che è l'acqua. Fiume, cinta, fiori, ninfa, giorno, la riva sedea, la riva, fiume, giorno, fiume, sedea. Nello scegliere i brani da portare in questa residenza ho deciso di inserire anche 2 madrigali di Maddalena Casulana, visto che il mio lavoro di ricerca sui madrigali va a concentrarsi proprio sulle figure femminili. Maddalena Casulana ha per un periodo anche vissuto a Vicenza, che è la mia città, e nel suo primo libro di madrigali ha raccontato anche il tema dell'acqua, delle ninfe, dei fiumi. Ho scelto 2 delle sue opere che abbiamo poi riarrangiato con la nostra sensibilità come ricercatori artistici contemporanei e li ho abbinati a 2 poesie sulle stesse tematiche, quindi la ninfa e la valle, che sono poi diventati appunto dei brani, delle composizioni madrigalistiche contemporanee. Quello che abbiamo fatto è proprio andare a risignificare con un'estetica, una sensibilità contemporanea questa musica che viene dal passato.